Siamo qui oggi nella città che per prima, con indomita forza ed estremo coraggio, ha registrato i figli e le figlie di coppie di madri per festeggiare un'epocale vittoria. La Corte Costituzionale ha confermato ciò che abbiamo sempre saputo e detto. Siamo dalla parte giusta della storia e del diritto. In migliaia anche quest'anno a Padova hanno preso parte alla Padova Pride, la manifestazione dell'orgoglio LGBT e per il sostegno dei diritti civili. Da Padova il messaggio importante di rivendicazione dei diritti delle mamme arcobaleno, che proprio nei giorni scorsi hanno visto per loro l'importante sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto l'iscrizione all'anagrafe dei loro figli con il doppio cognome. Ma lo slogan di quest'anno è ridisegnare la città per quanto riguarda i diritti, le richieste, quella del matrimonio egualitario, del riconoscimento anche per i papà e soprattutto di continuare a parlare e lavorare per definire una legge contro l'omotransfobia. Padova è sempre all'avanguardia nella difesa dei diritti, ricordiamo il sindaco Giordani che ha difeso queste famiglie di mamme e di figli dalla circolare Piantedosi del governo Meloni che le aveva trascinate in tribunale. C'è ancora molto da fare, serve una legge contro l'odio e contro la violenza perché troppe persone vengono fatte oggetto di violenza, di discriminazioni nella nostra società e dunque serve ancora fare molto, però Padova è un esempio importante ed essendo anche la mia città ne sono davvero orgoglioso. Al Pride poi hanno preso parte anche esponenti della giunta comunale come il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi e l'assessora Margherita Colonnello. Grazie al Pride che regalano alla città di Padova un'immagine di città aperta, di città inclusiva, di città per i diritti. Oggi è bello vedere tanta gente, tante ragazze, tanti ragazzi. Qual è il messaggio che ha lanciato con il suo discorso dal palco? Ho voluto dedicare questo discorso alla mia pancia che custodisce una creatura. Non è importante di che sesso nascerà, l'importante è chi sceglierà di essere. Noi gli auguriamo di diventare la persona più coraggiosa del mondo senza paura per gli altri.